Siamo una grande terra. Siamo al Fancy Food, siamo nel stand della nostra regione. Una grande regione Dove cuochi, aziende, ma soprattutto emozioni raccontano giorno dopo giorno quello che la nostra terra è capace di fare. Siamo una grande Sicilia e dobbiamo esserne consapevoli e dobbiamo portare avanti questo racconto per far sì che il Made in Sicily coinvolga e appassioni sempre più tutto il mondo. È stata una 3 giorni appassionante nella quale abbiamo dato valore alle nostre imprese. 100 anni in Sicilia. La tradizione ispira i nuovi gusti. Con l'ambizione di essere riconosciuti, e ce la faremo. Vince tutta la Sicilia. Dobbiamo sempre ricordare che quando un prodotto di qualità arriva su una tavola c'è dietro il lavoro di un'impresa che si prende cura di un territorio e dall'altra parte c'è spesso il lavoro di uno chef che ne ha cura, che lo trasforma e lo valorizza. Abbiamo dato inizio prima di questi 3 giorni a una serata esclusiva dove si è promossa la cucina italiana, patrimonio dell'UNESCO, una grande serata esclusiva alla presenza del ministro Lollobrigida, dell'assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino e di tante istituzioni, il presidente dell'ICE. Siamo stati presenti, abbiamo raccontato l'evento, abbiamo intervistato Alessandro Borghese e tanti altri artisti, abbiamo insomma dato valore a tutto ciò che è il Made in Italy, ribadisco, è il Made in Sicily. In questo racconto sono stati con noi i fratelli Drago, una famiglia che rappresenta il Made in Italy nel mondo, rappresenta il Made in Italy qua negli Stati Uniti e rappresenta la Sicilia negli Stati Uniti. Con loro ci siamo appassionati delle loro storie, dei loro racconti, della storia di pionieri della nostra cultura. Io Compro Siciliano è un grande racconto, un racconto che coinvolge tutti e che appartiene a tutti. E simbolo di questo racconto è la mattonella, che è un tassello di un percorso che stiamo costruendo. La prima mattonella di questo percorso viene posta a New York ed è stata consegnata alla famiglia Drago, che rappresenta un po' il cuore che batte di questa nostra Sicilia. È il simbolo ed è il primo simbolo, ma preferisco spiegarlo subito dopo che lo apri, che noi vogliamo consegnare alla famiglia Drago perché ci unisce di sicuro la passione. E voi ne avete messe tante, avete tanto da vendere. È il primo di 100. Wow! Il primo di 100 è quindi tante mattonelle per costruire un grattacielo del Made in Sicily. Ci ha dato tanta pressione. Complimenti. Il racconto continuerà, ma non può che continuare con l'aiuto e il contributo di tutti. Ringraziamo l'assessorato regionale all'agricoltura della regione siciliana, l'assessore Luca Sammartino, il direttore generale Dario Cartabellotta per averci permesso qui tutti insieme di far parte di un unico racconto che vuole dare valore alla nostra bellissima Sicilia. The Pironet family, repeat with me. Io compro siciliano! Yeah!